Zaia costituisce la Consulta del Veneto, nuovo passo verso l'autonomia. All'organismo partecipano 34 soggetti in rappresentanza delle autonomie locali, ANCI con Maria Rosa Pavanello, UPI con Achille Variati e l'UNCEM. Il mondo dell'Università e della Ricerca saranno rappresentati dal BO di Padova, lo IUAV, Ca' Foscari di Venezia e l'Università di Verona. Ci saranno rappresentanti dei sindacati e delle categorie economiche e produttive del territorio, su tutti il presidente di Confindustria Veneto, Matteo Zoppas. Zaia ha inviato a tutti gli interessati una lettera contenente la prima convocazione. L'insediamento avverrà venerdì 3 novembre prossimo presso la sala multifunzionale di Palazzo Grandi Stazioni a Venezia. I componenti della consulta verranno successivamente convocati in audizione presso il Consiglio regionale. Alla consulta, quale organismo permanente rappresentativo dell'intero sistema veneto, è affidato il compito di supportare la delegazione regionale che condurrà il negoziato con lo Stato. Zaia, oltre alla consulta, sarà affiancato da un pool di specialisti di cui faranno parte i professori e costituzionalisti Antonini e Bertolissi. Lì evidentemente la richiesta riguarderà la possibilità di disporre di maggiori poteri e correlativamente di maggiori risorse per essere più efficaci sul territorio e adeguare le stesse alle necessità della struttura economico-sociale, di oserei dire familiare e per molti aspetti anche psicologica di queste gente. Quindi di poter trattenere il gettito fiscale in ambito regionale? Il termine trattenere piuttosto che essere destinatari direi che si vedrà. Quando uno dice trattenere vuol dire in buona sostanza che mette in evidenza qual è l'apporto del Veneto alla fiscalità generale. Qui lo so benissimo che tocco un nervo scoperto perché dopo vengono fuori discussioni polemiche. Normalmente queste polemiche le fa chi ignora i problemi della fiscalità territoriale.